Parleremo oggi con l'amico Alessio Foglieri, buonasera, Buonasera. della teoria quantistica. Quindi parliamo un attimo del quanto. Del quanto, esattamente. La teoria quantistica è uno degli aspetti meno divulgati nella conoscenza moderna, sia tra i media, per cui alla TV, anche perché è una teoria estremamente complessa, chiarirla in tutti i particolari. Sostanzialmente, un quanto è la più piccola quantità di energia consentita che può essere emessa o assorbita da un elettrone. Gli atomi sono stati una scoperta, ha avuto luogo agli inizi del Novecento, anche perché contemporaneamente alla teoria della relatività il Big Bang è stata la più grande innovazione in termini di conoscenza. Che cos'è l'elettrone? All'inizio del Novecento i fisici pensavano che la materia fosse estremamente semplice da concepire e da comprendere. In verità, quando si andò a sperimentare e quindi a cercare di scoprire come era fatta la materia nel suo infinitamente piccolo, si scoprì che in realtà era di una complessità e di una struttura del tutto inaspettata. La materia è strutturata essenzialmente in un nucleo centrale composto da neutroni e protoni, che sono due delle particelle fondamentali che a loro volta, negli anni 60, si scoprì che erano costituite da quark, al cui esterno di questo nucleo ruotano gli elettroni. Ora, dobbiamo pensare che lo spessore di un capello contiene milioni e milioni di atomi, quindi sostanzialmente la scoperta delle particelle fondamentali è equivalso un po' a scoprire un universo nell'universo. La teoria quantistica nasce dal concetto principale, appunto del concetto legato al quanto, ma ha portato a una conseguenza alquanto sorprendente. Mentre Newton, la relatività e la scoperta dell'infinitamente grande crearono il concetto secondo il quale noi, scoprendo delle leggi meccaniche precise in natura, noi possiamo sapere gli istanti precedenti di un sistema, come ad esempio 3 mesi fa a che punto si trovava nello spazio la Terra rispetto al Sole, relativisticamente. Così, altrettanto bene, noi possiamo sapere fra 3-4 mesi dove si troverà quel determinato oggetto in moto rispetto a un sistema. Si pensava che fosse stato altrettanto semplice scoprire come l'elettrone si sarebbe trovato nella sua evoluzione attorno al nucleo atomico o comunque sia assieme a un sistema di particelle. Si scoprì che le predizioni effettuate per gli esperimenti non rispondevano più al risultato dell'esperimento. Questo cosa significa? Sostanzialmente la teoria quantistica ha portato alla scoperta del grande fisico Werner Heisenberg, cui vinse il premio Nobel appunto per tale scoperta, che noi non possiamo più sapere l'elettrone o qualsiasi particella fondamentale in evoluzione rispetto a un altro sistema di particelle, ossia possiamo conoscere la velocità, non conosceremo la posizione, possiamo conoscere la posizione, non conosceremo la velocità in cui si sta evolvendo il sistema o le singole particelle individuali. Questo perché sostanzialmente noi, per vedere la materia nel suo infinitamente piccolo indirettamente, non è come osservare un oggetto di grandi dimensioni. Certo. Dobbiamo sostanzialmente imprimere alle particelle fondamentali, alla materia, energie elevatissime. Queste energie elevatissime sono di miliardi di electron-volt. Sostanzialmente 1 gigaelectron-volt sarebbe l'unità di misura precisa degli acceleratori di particelle. Gli acceleratori di particelle possono essere lineari o circolari. Sostanzialmente lineari è un tunnel dove noi imprimiamo energia alla materia per far collidere le particelle contro un bersaglio all'estremità del tunnel. Circolari significa accelerare le varie particelle per farle collidere a loro volta fra se stesse. Rompendo la materia noi scopriamo le proprietà fondamentali. Tuttavia, la scoperta di Werner Heisenberg comportò sostanzialmente il principio di indeterminazione, che noi di un sistema di particelle possiamo conoscere solo una probabilità, una tendenza che ha il sistema di evolversi tra i vari fenomeni che legano le particelle fondamentali. Questo significa che la conoscenza non è più una legge e risultato preciso, bensì è un'equazione d'onda, sostanzialmente una tendenza di probabilità. Questo significa che, qui la famosa frase di Albert Einstein, Dio non gioca a dadi, perché Einstein si rifiutò di accettare le implicazioni della meccanica quantistica. Sostanzialmente trovava inconcepibile che la natura potesse evolversi per via di un caso assoluto, perché noi non conosciamo i sistemi di particelle o le varie interazioni, conosciamo delle probabilità.
Ciò comporta la logica conseguenza che mentre prima c'era un principio che legava causa-effetto, ogni causa genera un effetto, a livello di particelle fondamentali noi non possiamo più conoscere alcun principio di causa che genera i fenomeni e le interazioni fra le particelle. Sostanzialmente questa evoluzione ha portato, contrariamente a quanto si pensava, a comprendere molto di più della natura di quanto avessero fatto le leggi meccaniche precise scoperte in precedenza. Noi in questi ultimi 20 anni abbiamo compreso con la teoria quantistica molto di più con la teoria delle probabilità che con la teoria delle certezze assolute. Bene Alessio, io ti ringrazio e vi dico subito che il prossimo appuntamento con Alessio ci occuperemo del mistero della vita.